La rubrica Friuli Lavoro è offerta da MAV, Men at Work. Friuli Lavoro inizia oggi una nuova collaborazione chiamata Vita di Filiale. Ci troviamo in via Gemona 30 a Udine, nella filiale MAV del capoluogo friulano. Ci troviamo proprio in una filiale dove vedete alle nostre spalle anche le persone che stanno lavorando e ci troviamo in compagnia, qui alla mia destra, di Sabrina Valeriotti. Sabrina Valeriotti, benvenuta in questa rubrica Friuli Lavoro in collaborazione con MAV. Le domanderei come ha conosciuto MAV? Grazie e buongiorno. Allora, premetto che io non sono friulana, vengo da Torino, ho lavorato da sempre nelle risorse umane, anche in grandi aziende, quindi Fiat, Pirelli, Iveco. Sono venuta qua in Friuli per lavorare, per entrare in una grossa realtà metalmeccanica, ma sentivo di non avere ancora trovato la mia dimensione e quindi stavo cercando, insomma, di migliorarmi. In questo percorso ho conosciuto MAV, in realtà MAV l'ho conosciuta prima perché ero stata una cliente in una mia esperienza precedente e tramite MAV sono riuscita appunto a migliorare, a trovare una posizione lavorativa che fosse più attinente alle mie esperienze e alle mie competenze. Ecco, ma come è avvenuto, dottoressa Valeriotti, il suo ingresso tramite MAV nella sua azienda? Allora, ci conoscevamo già, per cui MAV aveva anche il mio curriculum e diciamo sapeva insomma quello che io avrei voluto fare. Ha presentato, quando c'è stata l'occasione, ha presentato la mia candidatura, il mio curriculum all'azienda dove a tutt'oggi lavoro e poi mi ha accompagnata durante tutto il processo di selezione e inserimento, quindi anche venendo al colloquio, accompagnandomi al colloquio con l'azienda e monitorando a mano il processo di selezione fino all'assunzione. Ecco, a distanza di alcuni anni dal suo inserimento, Valeriotti, come ha visto maturare, evolvere la sua figura professionale? Allora, sono molto contenta perché questa esperienza qua, attuale, dove mi trovo ancora, che mi ha consentito MAV, mi ha permesso di lavorare anche in una parte delle risorse umane dove in realtà io non avevo mai avuto esperienza, per cui ha ampliato insomma le mie competenze e la mia professionalità. Quindi ritengo senz'altro che ci sia stata una bella evoluzione. Ecco, ma del futuro lei dal futuro che cosa si aspetta? Anche in base alla sua collaborazione con MAV, anche rispetto alla sua azienda? Allora, con MAV siamo sempre in contatto, anche perché le persone di questa filiale con cui appunto ho i contatti trovo che siano delle persone estremamente professionali, in grado di matchare molto bene, diciamo, le competenze richieste dall'azienda con quelle che ci sono sul mercato. Per quanto riguarda la mia evoluzione, devo dire che a tutt'oggi, nonostante siano quasi 4 anni che sono appunto in questa azienda, ogni giorno imparo qualcosa di nuovo, quindi sento di crescere in continuazione. Ecco. Bene, ringraziamo Sabrina Valeriotti per questa intervista all'interno del filone Vita di Filiale, all'interno della rubrica Friuli Lavoro, e ci vediamo fra una settimana per un'altra puntata di Friuli Lavoro all'interno di Friuli Economy. La rubrica Friuli Lavoro è offerta da MAV, Men at Work.